Ciao ragazze e ragazzi al Grande Fratello VIP Salvo Veneziano faccia a faccia con Elisa De Panicis. Signorini ci parla del ritorno di Salvo al Grande Fratello, ritorno atteso da ben 20 anni. Avventura che lui minimamente si aspettava finisse in questo modo, visto l'entusiasmo con cui ha abbracciato Alfonso Signorini quando è stato chiamato per entrare nella casa. Ma nonostante questo, Signorini precisa che non possiamo permettere che si offendano le donne, mai e in nessuna circostanza. Salvo è pronto a scusarsi, pertanto afferma: pensavo di fare il simpatico, pensavo di far ridere i miei compagni, ma non c'era niente da ridere. La cosa che voglio far capire, con le parole che ho detto, non volevo offendere nessuno. Sono qui per chiedere scusa a tutte le persone che ci guardano da casa, chiedere scusa al genere femminile, perché io combatto la violenza in ogni maniera e in qualsiasi forma. Volevo chiedere scusa alla ragazza, che magari ho fatto qualche battutina in più, in compagnia degli altri miei amici. Ma ripeto, io stavo scherzando, non mi sono reso conto che fosse ripreso 24 ore su 24 e ho buttato un po' di ironia. Ho sbagliato e ho creato anche diversi problemi alla mia famiglia e di questo ne sono molto addolorato. Interviene anche Elisa, che si ritrova faccia a faccia con Salvo. Elisa parla che Salvo nella casa ha fatto anche un discorso bellissimo sulla donna. Lui parla che ci vuole molto rispetto per la propria donna ed bisogna avere occhi solo per lei. Lui è fedelissimo alla sua donna da 25 anni. Si è fatto prendere un po' dall'euforia, ha sbagliato e se ne scusa. Interviene Signorini che conclude sottolineando che quando c'è una bella donna nessuno vieta di farle un complimento, ma da lì a dire quello che ha detto lui ce ne passa. Non c'è giustificazione alle parole di Salvo Veneziano. Confido anche in quello che ha detto in buona fede, ma il suo modo colorito di espressione purtroppo gli è costata l'eliminazione. Commentate anche voi. Io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!